Friuli in data 11 novembre 2013. Dall'altro lato, lo stesso giorno, ben 3 assessori, e tra questi pure il vice sindaco, hanno protocollato le rispettive dimissioni, alle quali sono seguite quelle dell'allora capogruppo Tonò. Dimissioni non motivate che hanno portato ben 6 consiglieri di maggioranza ad esprimersi per voce di Luca Antelmo in sede di Consiglio Comunale del 25 novembre scorso con un duro attacco al sindaco rispetto al quale hanno dichiarato di aver perso la fiducia. Una sfiducia che evidentemente ha tratto origine da questioni urbanistiche, per loro stessa dichiarazione, forse tuttora sospese. Dunque una spaccatura in apparenza insanabile che prospettava all'opposizione una ghiotta occasione per esprimere un voto di sfiducia al sindaco e determinare quindi la caduta e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Infatti va ricordato che le 3 liste di opposizione, qui in Consiglio rappresentate, si sono contrapposte alla lista del sindaco Luciano Striuli quali alternative cui gli elettori nel 2012 potevano esprimere la loro preferenza in aperta discontinuità rispetto ad un'esperienza politico-amministrativa ormai protrattasi per circa 20-25 anni. In ogni caso sicuramente rispetto alle precedenti giunte Sarto, di cui guarda caso i 3 assessori dimessisi e gli altri 3 consiglieri sfiducianti rappresentano fisica e politica continuità in sede all'odierna maggioranza. Tuttavia, l'invito di voto ai 6 transfughi di presentare una mozione di sfiducia in logica coerenza con le dichiarazioni espresse dal loro portavoce Luca Antelmo non è stato raccolto e anzi sono state avviate le doverose consultazioni del sindaco che ha aderito alla disponibilità offerta dall'opposizione di dialogare con quanti hanno a cuore il bene dei cittadini e della città di Cavolo. Ben venga dunque la mozione di fiducia costruttiva presentata dal consigliere Rocco Marchesano, che senz'altro rispecchia e affronta le questioni e le problematiche sollevate da questa opposizione, che ha potuto intavolare con il sindaco e gli altri consiglieri della sua lista attraverso un confronto sereno, aperto e costruttivo, finalizzato ad attuare una vera svolta nell'azione di governo locale in aperta discontinuità rispetto al passato e con una netta chiusura rispetto ad un certo modo di amministrare e ai rispettivi esponenti ormai relegati al passato di questa amministrazione. Le linee guida legate alla mozione di fiducia costruttiva di cui è stata data poco fa lettura, inoltre, consentono di dare piena, attuale e concreta risposta ai temi a noi cari, quali ad esempio l'istituzione del parco lagunare comunale, la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa, la creazione di consulte tematiche, il potenziamento degli strumenti di consultazione popolare, la copertura su tutto il territorio comunale della rete Wi-Fi, l'attuazione di un piano di diritti residenziali per i giovani e le famiglie, utilizzando i più appropriati strumenti urbanistici, il completamento del teatro presso l'ex scuola da file, l'attivazione del museo civico comunale, l'inserimento nell'offerta formativa delle scuole del comune di attività didattiche incentrate sulla storia di Cavolo, sulla cultura legata alla pesca e sulla conoscenza dell'ambiente e del territorio locale, per il completamento del mercato ittico in centro storico, eccetera, eccetera. Ma non per ultima, poi, la questione relativa alla trasparenza e la lotta e il contrasto alle mafie. Anche dal punto di vista urbanistico, il programma amministrativo legato alla mozione Marchesano pare aver recepito le nostre proposte, tese a porre particolare attenzione alla politica in favore della residenzialità stabile dei giovani e delle famiglie. Una politica urbanistica incentrata sul contenimento del consumo del suolo, sulla tutela del paesaggio e del territorio rurale, sul recupero del patrimonio edilizio esistente mediante ristrutturazioni, utilizzando i più appropriati strumenti urbanistici, nonché l'attuazione del PAC limitata agli interventi che comportino comunque un beneficio pubblico e con l'esclusione di interventi di natura speculativa, o meramente speculativa, nonché attraverso un'oculata gestione dei piani degli interventi e la revisione del piano particolareggiato degli arrendi. Ci rendiamo conto dunque che rispetto alla precedente esperienza politico-amministrativa la discontinuità da noi tanto anelata e proposta oggi è finalmente attuabile e su questo testo e su questo programma così come integralmente proposto siamo disponibili con convinzione ma anche con senso di responsabilità e di dovere civico a condividere l'allegato programma politico-amministrativo da attuare nell'interesse dei cittadini della città di Cavolo con una nuova e ripulita maggioranza. Grazie capogruppo Gorin. Consigliere Tonò, prego. Allora, visto che siamo nel primo, volevo
puntualizzare due cose, visto che siamo al primo consiglio comunale della nuova maggioranza e sostanzialmente credo ci siano spazi, potrebbero essere spazi, perché argomenti di questo genere posti all'attenzione del consigliere Marchesani e questi sono i motivi per cui hanno creato questo scollamento negli ultimi, proprio perché su questi temi dovevamo dibattere all'interno della maggioranza e andare in profondità e trovare quello che stavo ribadendo all'assessore Gusso, la complicità di strategie che vuol dire creare un'assonanza tra tutti i componenti per creare un confronto, un approfondimento e poi condividere e portare in attuazione su alcuni temi che sono qua potrei anche, ne cito due, perché quando si parla di completamento del teatro presso la Bavile anche attraverso la collaborazione con l'ONU, verificare la possibilità di ridurre del 10% i contributi delle associazioni per destinarlo al completamento del teatro. Queste cose qua ne stiamo parlando da 8 anni. Il teatro per sé, così come scrittura letterale, teatro, non ha finanziamenti da nessuna parte, a meno che non riusciamo a tirare fuori 2,5 milioni, e lei sa, consigliere capogruppo, assessore Borini, che 2,5 miliardi non sono possibili. Poi c'è la ricetta. Abbiamo anche tentato nella precedente amministrazione di trasformarlo come centro congressi, perché lei lo sa molto bene, quello che riguarda le attività produttive è maggiormente finanziario. Nel dire andiamo a prelevare alle associazioni, di cui faccio parte anch'io, un 10% dei contributi, è un'azione lodevole. Abbiamo parlato l'altra sera in commissione che le associazioni nel loro complesso prendono 700-800 mila euro complessivamente, il 10% sono 70-80 mila euro. 70.000-80.000 euro per mettere a posto il mercato e il teatro. Poi parco lagunare, infatti noi abbiamo trovato un parco dove è previsto una protezione che all'interno del parco, discutendoci e trovando i giusti equilibri, la zona di protezione ambientale come Valle Vecchia, non confondiamo Brussa perché su queste questioni è già in acquisizione, basta mettersi a discutere fondamentalmente non all'interno di rapporti interpersonali miei e suoi, ma mettersi a confronto anche con i cittadini, con coloro che sono i residenti, con coloro che vogliono essere i custodi e anche i detentori di un certo patrimonio ambientale. Quindi guardi che è su questo lei viene a scoprire l'aria calda sapendo che su questi aspetti sta il fondamento del contenuto. Il capogruppo Borini, prego. Grazie Presidente, io mi rammarico, sa, consigliere Tonon, di constatare come purtroppo nella sua testa regni la confusione. Io osservo anzitutto come lei non fosse in maggioranza con me, ma fosse in maggioranza con i signori che le stanno a fianco e che evidentemente le questioni che lei ha sollevato sono questioni che doveva rivolgere non a me ma a loro. Se mai le ha fatte, perché poi ormai saranno loro a rispondere sul punto. Poi io sono stato educato ad una regola per cui le idee camminano sulle gambe. Evidentemente le idee che lei ha esposto avevano gambe sbagliate, forse cambiando gambe magari le idee cammineranno. Bravo. Grazie, Borini. Consigliere Antelmo, prego. Buonasera. Scusate, ho un problema di corde vocali. Io volevo solo, se è possibile, ho stamattina ricevuto una lettera, un
cittadino, che si firma un cittadino indignato. Siccome questa lettera in qualche modo rappresenta anche il giudizio che me che mi corrisponde, se per voi non è un problema, posso dire, ne do lettura. Come cittadino sono indignato di quanto sta succedendo alla mia amata città Caorle. Il sindaco va a fare le consultazioni, tratta con la minoranza, comunica l'esito delle consultazioni. Ma che modo di fare politica è questo? Lo trovo del poco squallido. Pensa il sindaco di Caorle di essere Presidente della Repubblica? Pensa di essere Presidente del Consiglio, Presidente della Camera o Senato? O di rivestire tutte queste 4 cariche messe insieme? Non entro nel merito, dice, scrive, di chi all'interno della maggioranza i cittadini di Caorle hanno democraticamente votato, o almeno, meno ragione, ma scusate, ho detto male, non entro nel merito di chi all'interno della maggioranza che i cittadini di Caorle hanno democraticamente votato, o meno ragione. Ma una cosa è certa, si vuole far passare per il bene del Paese, il bene di pochi, o meglio, le poltrone di pochi, candidati sindaci di liste opposte, che nel nome dell'interesse del Paese diventano assessori. Sto parlando di Borin e di commisso, lavori pubblici, turismo, giusto? Da concorsato. Lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti, per lei. Forse il sindaco non l'ha ancora avvisato, ma non lo sappiamo. Sarebbe meglio. Consiglieri comunali di opposizione che hanno dato del mafioso ad un consigliere di maggioranza. Parlo del mio amico Marchesano, parlo di Lecoli, e anche di Lecoli, so. All'inizio ho trovato anche consiglieri comunali di opposizione che hanno inviato alla Corte dei Conti atti comunali convinti di illeciti amministrativi. Saranno sempre nostra la colpa di questi 6, evidentemente. La colpa degli illeciti amministrativi per cui oggi chi era all'opposizione e oggi si trova in maggioranza tra l'assessore, probabilmente è puro perché i 6 hanno fatto gli illeciti, quindi lei si sente tranquillo, vero commissario? Mi dispiace. E che oggi formeranno insieme una nuova maggioranza non votata. Voi non siete stati votati con questo programma. Voi non siete stati votati. Chi prova a fare una cosa contraria alla volontà del popolo se ne assumerà la responsabilità. Insomma, il Signore dice: se la politica nazionale ha più poco del bene, allora piccola non mi interessa. No, leggere il nome a fondo. Perché no? Se la politica nazionale ha più poco del bene, allora piccola un attenuante che è l'unica, cioè quella di approvare le riforme. Un attenuante, che attenuante ha il sindaco di Caorle? Quale riforme deve fare il comune di Caorle? Avevo forse da rifare la Costituzione a Borini, sappiamo che Caorle l'indipendenza venga, forse dovremmo pensare alla Costituzione dell'indipendenza per cui è obbligatorio fare le riforme, quindi la logica del bene comune persiste, insiste, forse dobbiamo fare la riforma della scuola, avete ragione, forse quella delle pensioni, forse dobbiamo rifare delle riforme che cambieranno l'aspetto del comune di Caorle. Per cui il bene comune ci sta. Non sono le riforme che avete annunciato oggi, voi della nuova maggioranza. Quello che avete detto oggi, scusate, è esattamente una parte del programma che noi e i cittadini hanno votato noi. Voi avete aggiunto 3 cose, il parco lagunare e l'altre 2 cosette, ma scusate, ma i cittadini saranno contenti di questo, può essere, e se no, ma questo è un tentativo. Guardate, qualcuno lo potrebbe definire un colpo di Stato. E sapete un colpo di Stato? Chiedo un attimo, posso per il tema, per cortesia chiedo al pubblico silenzio di rispetto per questo. Sapete perché? Perché voi avete criticato il sindaco Sarto. Voi avete criticato tutti i sindaco Sarto.
Sarto è andato, si è fatto eleggere, lui si è fatto eleggere, lui è andato, ha cambiato posizione, ma si è fatto eleggere, voi no. Forse capisco l'amico Favaro o l'amico Bonini, che probabilmente non avrebbe mai vinto a cavolo senza questo, non sarebbe mai ritornato nella serie di assessore, e quindi lei desiderava a tutti i costi ritornare a raggrapparsi a quella sedia che oggi ha visto sfuggire per l'ennesima volta. Forse è un tentativo buono, dico io, di ritornare in auge, di rifar valere di nuovo delle posizioni. A me sembra veramente fuori del mondo democratico. Un'attività di questo tipo è fuori dal mondo democratico. Quindi dicevo, che riforme deve approvare, che leggi di stabilità deve approvare, nel nome di quale interesse sta facendo questo? Non noi, poi. Sicuramente non nel nome dell'occupazione giovanile, del disagio sociale, delle difficoltà delle famiglie, perché non può la politica comunale risolvere questi problemi da sola, e lo dico con esperienza, ho fatto 6 anni assessore ai servizi sociali. Non sto dicendo per fare una lotta ideologica, sto dicendo quello perché ho fatto esperienza che non è possibile. Sebbene l'amministrazione comunale prima e oggi hanno messo in atto delle attività a favore, che possono aiutare, che possono agevolare, ma a risolvere il problema. Lo sta facendo in nome di se stesso, di essere l'unica costante di questo pantano politico che ha creato e che potrebbe innescare un meccanismo perverso, per cui, come diceva prima l'amico Pellegrini, la prossima volta che differenza può fare votare un candidato piuttosto che un altro, tanto poi si metteranno d'accordo. Ma voi capite cosa sta succedendo? Voi cittadini capite cosa sta succedendo? La prossima volta voi non avrete più certezza di quello che votate. Questa cosa è uno scandalo democratico. Questa cosa è la lotta per far volare alla vendetta. Ma voi capite quello che state per dire? Qualcuno si sta mettendo d'accordo sulle vostre spalle e voi applaudite. Guarda. E dopo insiste. Mi fa vedere la consapevolezza che, anche se non fosse per colpa sua, ha sbagliato a scegliersi per proprio compagni di viaggio, ma questa maggioranza ha finito la sua esperienza. Nel peggiore delle ipotesi, in primavera, e cioè tra 3 mesi, i cittadini avrebbero avuto la possibilità di eleggere democraticamente un nuovo sindaco. Ma scusate, ma qual è il problema? Il commissario per 3 mesi. Questo è il problema. O avete paura di non essere rieletti? E questo è il problema. Il problema è il commissario per 3 mesi. Cioè voi state facendo credere a tutti, a tutto il popolo italiano, che il commissario sarebbe un problema perché non garantirete attività democratica, attività funzionale. Dico, allora cosa facciamo? Allora facciamo un colpo di Stato. Ecco, il male che il nostro sindaco vuole evitare al paese, il commissario. Se queste sono le nuove leve della politica, Dio ci salvi. O forse sotto c'è qualcos'altro. Forse i piani di intervento, ascoltate che mi interessa, forse i piani di intervento delle colonie previsti a parte, forse possono interessarvi, per voi approvarli. Forse il progetto ridosso al campanile di un prossimo assessore potrebbe essere interessante. Queste sono 2 cose che non ho scritto io. Io ho aggiunto delle cose, ma questa è la lettera che mi è arrivata stamattina da un cittadino. E si scrive da un cittadino indignato. Vede commesso, se lei avesse firmata, guarda, commesso, lei Teatrino, scusi, Teatrino l'ha fatto lei fino adesso. Sa perché? Perché lei dice che, perché lei aveva già l'accordo in mano firmato, adesso solo i lavori pubblici, e viene a fare la finta a noi. No, se viene a fare la finta a noi, adesso lo vedremo se è vero o non è vero nei prossimi giorni, se lei e l'assessore Bonini saranno assessori, lo vedremo.
e l'assessore sarà anche la giusta probabilmente al servizio sociale, ma io vi auguro tutto bene per la città di Cagliari, ben inteso. Allora, ditelo, non fate voi il teatrino nascondendo le cose per far credere a noi che siamo dei criminali, come mio cugino Augusto dice di me. Mio cugino Augusto dice di me che io ho preso i soldi, io ho preso le soldi, ho preso le tangenti, le mazzette. Ma siete pazzi? Fuori, No, assolutamente no. Assolutamente no. E questo lo dico pubblicamente qui. Qui c'è qualcuno che sta infangando il nome dei soggetti, questi qua, per conto di qualcun altro, perché vuole fare una campagna denigratoria. Attenzione, questa cosa non aiuta nessuno, queste cose non si fanno. Questo è il punto. Ringrazio dello sfogo col consigliere Antelmo, capogruppo commisso con la proposta, prego. Sì, grazie. Intanto raccomando al consigliere Antelmo di risparmiare le cose locali che sono importanti e se lo avesse fatto probabilmente avrebbe fatto anche una bella figura. Ci venite a dire che intanto di arrampicate sul termine di consultazioni di chissà perché viene allegato, troviamo un altro motivo per risolviamo questo problema. E poi continuate a dire la lista Striuli ha avuto la fiducia, gli elettori hanno votato per la lista Striuli, voi dite che non avete più fiducia nella lista Striuli, vi tirate via e la colpa è nostra. Siete voi che che togliete la fiducia al sindaco, non noi. Siete voi che togliete la fiducia ai cittadini che hanno votato per la lista Striuli. Ma che bello, mi scusi, c'è teatrino, guardi, adesso io lo spiego, devo spiegarlo prima al consigliere Pellegrini. Teatrino è... Le faccio un disegno, no, era l'altro che volevo fare alla lavagna. Allora, una volta, quando nelle opere, no, le trame erano talmente intricate che se non si riusciva a dare una soluzione, sì, mi lasci perdere, Consigliere Pellegrini, per cortesia, non interrompetemi. Questi sistemi sono vecchi, sono adattati, lasciate perdere. Come ridere mentre uno fa delle esposizioni in faccia, sono cose che non funzionano più, lasciate perdere. Una volta, quando le trame delle opere erano complicatissime e non si riusciva più a venire fuori, si usava il colpo di scena. C'era Deus ex machina, una cosa fantastica che risolveva tutte le cose. Noi ci aspettavamo che, fosse inventati qualcosa di originale nel dare le dimissioni 5 minuti dopo che il sindaco aveva firmato il patto. 5 minuti dopo fotocopiate 3 lettere di dimissioni. Questo non è un colpo di teatro, questo è teatrino, cioè non c'è neanche fantasia a fare queste cose qua, questo vuol dire teatrino, non è riduttivo, è solo la pochezza, era la cosa già concordata, è qui che avete tradito la fiducia dei vostri elettori, perché voi avevate già il piano preordinato per mandare a casa l'amministrazione e andare al voto anticipato che i cittadini di Caore non capiranno mai, assolutamente mai, ed è una forzatura assolutamente inaccettabile. E poi risparmio le sue cose vocali, lo dico io, che per me scusi. No, guardi, lei ha ragione sul ricordo vocali. Chiedo scusa a tutti, ma cercavo di essere più peccato. Mi scuso anche per la foga di mamma. Guardi, non è così. Giovanni, non è così. Sa com'è andata? È andata che da qualche tempo lo sapevamo che in provincia di Venezia era convocata una conferenza di servizi. Lo sapevamo perché noi, come voi, come tutti, avevamo le loro fonti. E in maggioranza si sapeva, io questa cosa l'ho già spiegata, però gliela ribadisco, in maggioranza si era convenuto che assieme a Silvio doveva darci anche il capogruppo no in conferenza di servizi. Sapevamo della convocazione, sapevamo di tutto, però il sindaco nella riunione di maggioranza non ci disse nulla. In giunta l'abbiamo aspettato, non ci ha detto nulla. Il venerdì, in tarda mattinata, dalle fonti che io ho, ha mandato una posta, una PEC per il lunedì successivo, cioè vuol dire che io organizzo una conferenza di servizi, immagini,
Il venerdì pomeriggio per il lunedì, cioè quando il venerdì pomeriggio sono tutti gli uffici chiusi, ok, di tutte le amministrazioni, e convoco per il lunedì esattamente la conferenza di servizi assieme al senatore, nonché presidente del vicepresidente della provincia e del senatore della Torre. Cioè, lei pensa che questa cosa sia ipotizzabile? Noi lo sapevamo da 10 giorni che c'era, aspettavamo, se lo dicesse. Ce l'ha detto. Tutto nascosto. Lui è andato lì, nascosto, al sindaco legale, il mio sindaco, e ha firmato. Allora, senta, lei può credere quello che vuole, sa. Restiamoci, lei crea quello che vuole. Crea quello che vuole. Io le dico la verità, si vuole credere in questo, se no non è così. Grazie consigliere Antelmo. Consigliere Tonò, prego. Sì, solo per 2 o 3, come stavamo dicendo che sta giocando, si sta battagliando su ring e quindi sono ammesse colpi di qualsiasi genere. No, ma è l'arbitro, ho detto, l'arbitro, io voglio tornare a portare la discussione sui canali che sono abituato a portare. Io non ho mai avuto, ecco, nell'attribuire una responsabilità o un atteggiamento, cerchiamo di guardarci in faccia perché qualcuno ride, però sostanzialmente nei fatti non è che sia stata, c'è un atteggiamento di contrarietà nei confronti del sindaco, però sostanzialmente riportando la discussione all'interno della maggioranza e affrontando gli argomenti, e ripeto, gli argomenti che il consigliere Marchesan ha portato avanti, non ci sono mozioni di sfiducia, ci sono stati degli atti provocatori sotto questo aspetto qua. Qui non si vuole togliere la fiducia a nessuno, nel senso che si devono fare le discussioni all'interno della maggioranza, cosa che ha detto che ha fatto. Qui concordo, ma quando ci si porta a discutere su un ring succedono e poi ci si dice tutto quello che si deve dire. Capogruppo Bonin, prego. Grazie Presidente. Io ho assistito a uno scambio di battute che mi lascia leggermente così trastornato. Non sono i colpi però, sono le parole che sinceramente non mi aspettavo uscissero dalla bocca di persone che fino a qualche tempo fa amministravano questo comune e che allora forse varrebbe la pena a loro ricordare come un politico di lungo corso ormai scomparso andasse dicendo che il potere logra chi non ce l'ha, in questo caso chi ce l'aveva. Certo, noi non abbiamo paura del commissariamento del comune di Caore, anzi vi ricorderete che io stesso vi invitavo, prima che poi magari ve ne andaste o non presenziaste, insomma, i vostri, a presentare una mozione di sfiducia, perché l'avete dichiarato voi di aver perso la fiducia nel sindaco. Come diceva giustamente il consigliere Commisso, che condivido in pieno, siete stati voi a tradire i vostri elettori nel momento in cui non avete affrontato la questione interna alla maggioranza. Obbligo nostro, dovere nei confronti dei cittadini e degli elettori è quello di assicurare all'opposizione un ruolo non solo di controllo, ma possibilmente anche di incisione sugli atti amministrativi. I cittadini ci hanno votato, e li ricordo, consigliere Antelmo, che la differenza non è abissale, avete vinto, tra virgolette, per il voto della cuffia. Certo, siamo nel sistema maggioritario, un voto basta, ma se da questa parte c'è il 60% dei voti espressi, voi non potete arrogarvi il diritto di parlare a nome di tutta la cittadinanza, deve impararlo e soprattutto deve anche ricordarsi, da buon cristiano, che il nome di Dio non si nomina in vano. Consigliere Antelmo, prego. Visto che siete il 70%, sarà lei il sindaco, giusto? Ma lo dice lei? Io faccio il consigliere e ho il diritto visto che voi siete il 70% e loro è solo il 20%, voi siete maggioranza, quindi il sindaco chi è?
Lo farà lei. Ci sono altri interventi? Assessore Busso, prego. Volevo sentire da Lucas all'interno delle sue scuse anche le mie, di quelle parole che tu hai citato io non le ho mai dette, e se hai documenti mettili alla prova chi è l'ordine di queste cose. Ti ringrazio per le scuse. Cugino Francesco, io non chiedo scusa di una cosa che è stata testimoniata da un parente stretto nostro, da cui dalla tua famiglia è uscita questa cosa che io vorrei giuste, e per queste ragioni io sono voluto dare dimissioni. Quindi ti prego che le scuse in questo caso devono essere le tue nei confronti di me, della mia famiglia e di tutti i miei amici che mi rappresentano oggi. Le questioni familiari non voglio che entrino qua innanzitutto, e quindi è una cosa fuori da ogni logica. Altri interventi? Consigliere Favaro, prego. Grazie, buonasera a tutti. Qualcuno della ex maggioranza ha parlato dicendo che c'è una gran paura di andare al voto. Effettivamente siamo tutti qua che tremiamo come delle foglioline per la paura di andare al voto. Noi il voto, consigliere Antelmo, l'abbiamo sempre affrontato a testa alta, senza timori, anche quando magari si partiva già svantaggiati in partenza. Quindi il voto non ci fa paura. Se c'è un sentimento che domina, io credo, la discussione in questo Consiglio Comunale questa sera, un sentimento che però sta dando un po' troppo alla testa, è un sentimento di rabbia. Una rabbia dettata dal fatto che forse qualcuno si vede sfuggire di mano un potere e quindi conseguentemente si vede sfuggire di mano anche l'obiettivo che stava alla base di questo potere, cioè difendere degli interessi particolari. Noi pensiamo, sì, proprio perché questo modo di fare politica, cioè difendere degli interessi particolari a scapito degli interessi della città, a scapito degli interessi collettivi, questo è il modo di fare politica che abbiamo potuto constatare negli ultimi anni qui a Cavia. Quindi se ne sono svariati esempi e battaglie ne abbiamo fatte molte, discussioni ne abbiamo fatte molte. Non interrompete. Se questa svolta possibile serve a mettere da parte questa modalità sciagurata e dannosa di far politica, bene ad essere arrabbiati, però dovrebbero essere tutti molto felici invece i cittadini. Grazie consigliere Favaro. Non ci sono altri interventi? Lascio la parola al sindaco. Cerco, prima di andare a braccio parlando per ordine, poi la mia dichiarazione rispetto a questa mozione della parola fine. Cerco di rispettare anche la scaletta perché ci sono state parecchie cose dette nei vari interventi. Fabrizio, il fatto che sia anticipata la mozione non è una cosa illegale sotto il profilo procedurale. Altre volte abbiamo anticipato mozioni di delibere, ha votato democraticamente il Consiglio e così è stato anticipato. Sulla questione del documento di maggioranza può anche essere vero, io non lo so, che lei abbia inviato a suo tempo, quella volta via email ai consiglieri, certamente poi non c'è stato nessun seguito, neppure in una specifica riunione di maggioranza per parlarne, ma insomma sono cose ormai legate al passato, queste non appartengono più al presente. Nell'intervento del capogruppo commisso ha riferito che c'era un progetto preordinato per mandare a casa il sindaco Striuli in un preciso momento. Beh, il capogruppo commisso ha detto una cosa vera, nel senso che non è cosa di oggi, ma all'indomani dell'approvazione della Giunta nel maggio del 2012 iniziai io a dirlo agli uffici comunali, ai miei dirigenti,
ai consiglieri di maggioranza, qualcuno sentiva, qualcosa no, che c'era effettivamente un progetto preordinato e avevo posto anche una scadenza. Lo dissi io inizialmente, avevo detto che sarei stato mandato a casa nel maggio scorso, perché maggio era la data in cui avrei dovuto approvare il PAT. Poi non sono riuscito a approvarlo a maggio, l'ho approvato a novembre, tant'è che nello stesso momento, e qua ci sarà una correzione da fare, in cui il PAT l'ho approvato, voi avete dato le dimissioni. E qua vorrei correggere l'intervento di Giovanni Commisso, perché se guardiamo la tempistica del protocollo del comune di Caule, addirittura i 3 assessori hanno dato le dimissioni da assessori non 5 minuti dopo che io ho sottoscritto il PAT, bensì probabilmente un'ora o un'ora e mezza prima, non ricordo bene l'orario, forse poi appartiene alla mia dichiarazione successiva come tentativo ultimo di destabilizzare il sindaco per non fargli approvare il piano di assetto del territorio. Questa precisazione andava fatta perché poi risulta ovviamente dal protocollo del comune di Caule. Circa sull'intervento del consigliere Pellegrini, non è vero che lei esce oggi dalla maggioranza, consigliere Pellegrini. Lei è uscita dalla maggioranza 1 anno e mezzo fa, nel momento in cui non è più venuto in consiglio comunale, nel momento in cui non è più venuto alle riunioni di maggioranza. Io credo che lei sia entrato per le motivazioni che ha anche detto, non riusciva a interfacciarsi col sindaco, ma lei è uscito 1 anno e mezzo fa dalla maggioranza. Oggi lo formalizza molto probabilmente, forse l'ha già formalizzato quando ha detto che dava il sostegno ai dimissionari perché non c'è più fiducia nei confronti del sindaco e non c'è tanto da scandalizzarsi. Il sindaco non è né Enrico Letta né Napolitano. Il sindaco l'ha detto chiaramente: nel momento in cui non ritenevo sufficienti le condizioni di maggioranza per cercare di avere degli equilibri, e le motivazioni le spiego dopo, però ho aperto a 360 gradi, vi fa tanto scandalo chiamarle consultazioni, vabbè, io ne prendo atto anche di questo, ma ho aperto a 360 gradi questo momento di confronto, cogliendo, l'ho spiegato nel Consiglio Comunale del 25 novembre, la palla, perché è stata lanciata dai capigruppo di opposizione sulla stampa. Hanno lanciato un messaggio, hanno detto: noi siamo a disposizione per lavorare con la gente di buona volontà che admira l'interesse pubblico ed esclusivo del paese, non gli interessi di parte. E io questa palla l'ho colta e ho iniziato le consultazioni, ma non per questo escluso voi. Mi ha detto una cosa che ho dovuto attendere 15 giorni che lei tornasse alle ferie, avevo sentito tutti e dopo 15 giorni che è tornato io ho potuto sentirla. Sì, ma per carità, non è che le consultazioni si fanno in un giorno, però Vabbè, comunque dopo ha la parola il consigliere, dopo la parola se vuole replicare su questo punto di vista. Quindi non c'è niente di scandaloso su questo. La gravità di poter arrivare a seguito dell'approvazione di una mozione di fiducia costruttiva al sindaco a una nuova maggioranza fondata su un programma amministrativo che anche voi avete detto che è condivisibile. E questo è scandaloso, non mi pare proprio che sia scandaloso neppure questo. Sa cosa ha fatto il consigliere Marchesano? Il consigliere Marchesano, lo potrà testimoniare lui, ha preso il programma della nostra lista e l'ha confrontato col programma di tutte le liste che sono rappresentate in Consiglio Comunale, che rappresenta il 90% dei cittadini, tranne quelli che non sono andati a votare, ma che di fatto implicitamente non andando a votare hanno dato mandato alla lista che ha vinto. Allora, il programma che è emerso, questo indirizzo politico-amministrativo, è diventato il frutto di quello che il 90% dei cittadini di Caule hanno voluto dando il voto. E guardate che non c'è niente di quel programma rispetto a quello che avevo io nella lista che sia stato tolto, è stato implementato e nessun punto è in contraddizione, in eccezione solo di 2 emendamenti che sarò io a proporre dopo rispetto a quel programma legato alla mozione, ad eccezione di quello programma che è condiviso da tutto il paese. Poi se voi non lo condividete è un problema vostro, insomma, gli equilibri vengono fuori con il voto. Poi sull'intervento di Fabrizio Tonon poi è legato alla circostanza che si è sempre attivato per cercare di avere compartecipazione, di avere dialogo, di dare una mano all'amministrazione, ma sono stato io il primo a dirlo, Fabrizio. L'ho detto nel Consiglio Comunale, quello che Luca Antemo ha scaldato del 25 novembre. Sono stato io prima a dire che tu sei stato l'unica persona con la quale è stato possibile lavorare a braccio di voi 6. Tu, e basta, non c'è stato nessun altro. Allora, vengo all'intervento di Antelmo. Non credo che sia un fatto personale definirlo patetico, ma veramente patetico.
addirittura arrabbiarsi con i cittadini perché hanno applaudito. Siamo oltre la soglia del patetico, siamo veramente oltre. E replicare a te ormai è diventata un'operazione veramente inutile, perché ho tentato di spiegarti le cose in maggioranza quando venivi, nella giunta quando portare all'attenzione mozioni di sfiducia al sindaco, ho dato su norme sbagliate, ma insomma l'ho già spiegato al Consiglio del 25 novembre. Mi pare peraltro che qualcuno abbia colto nel segno quando dice che lei è una sorta di megafono urlante che vuole portare il paese alle elezioni, e magari forse questo, ma lo spiegherò dopo, attesta semplicemente che qualcuno magari le ha promesso di fare il prossimo candidato sindaco. No, ma glielo chiedo, io non ci credo, ma io non ci credo però. Allora, il sindaco non ha fatto un atto di forza nell'approvare il patto. Il sindaco ha fatto una maggioranza un mese prima di quell'11 novembre, dove ha avuto l'avallo, lei lo ha ripetuto, il sindaco ci ha registrato. Sì, il sindaco vi ha registrato, ve l'ho già detto, perché in quella maggioranza voi avete detto sindaco vai e chiudi il patto. Io ho detto che era un salvacondotto politico. Quel passaggio era fondamentale, l'ho detto, non mi vergogno assolutamente di niente. Questo Consiglio Comunale in fase di registrazione in questo momento, ci vergogniamo di essere registrati, forse perché abbiamo qualcosa da nascondere, io no, non so voi. Ma a parte di questo passaggio non è vero quello che lei ha detto, perché non sotto questo profilo. Ora replicherò dopo con la dichiarazione finale cosa penso io di tutta questa storia. Vorrei, visto che mi è stata data la parola, però chiedere 2 emendamenti sull'allegato alla mozione del consigliere Marchesano, con il quale già ho avuto modo di parlare, ma hanno ancora modo di parlare con gli altri componenti del Consiglio. Ne do lettura. Un emendamento dovuto perché di fatto è già superato, perché già il Consiglio Comunale di oggi lo ha adempiuto, quindi è inutile riproporlo nel programma. L'altro emendamento perché ritengo che sia una cosa illogica sotto il profilo giuridico, e da avvocato non voglio esporre il Comune di Caoli a causa di risarcimento del danno. Allora, la prima richiesta di emendamento riguarda la previsione programmatica contenuta all'interno della rubrica commercio, che prevede la dilazione del pagamento della TOSAP per sostenere le attività in periodo di crisi economica. Detta previsione programmatica è già stata attuata prima con deliberazione di Giunta Comunale numero 265 del 5 dicembre 2013, che ha già indicato agli uffici comunali di procedere alle modifiche regolamentari, e poi con delibera di Consiglio Comunale di data odierna, che ha approvato le relative modifiche al regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. È pertanto inutile indicare una previsione programmatica che è già stata realizzata. Chiedo pertanto lo stralcio dall'allegato A alla mozione della frase dilazione del pagamento della TOSAP per sostenere le attività in periodo di crisi economica. Chiedo che l'emendamento, Presidente, sia poi anche discusso e votato separatamente dal secondo emendamento prima della discussione e votazione della mozione di fiducia. La seconda richiesta di emendamento riguarda la previsione programmatica contenuta all'interno della rubrica urbanistica, che prevede la revisione, come giuridicamente possibile, dell'intervento in zona C239. L'argomento è particolarmente delicato, perché se la mozione viene approvata senza l'emendamento, di tale previsione il Comune di Caole, per le ragioni che mi accingo a illustrare, si potrebbe esporre a una causa di risarcimento danni di svariate decine di milioni di euro da parte del privato operatore. Il Consiglio Comunale di Caole, con deliberazione numero 3 del 22 gennaio 2007, ha approvato la proposta di accordo di pianificazione ex articolo 6 legge 11 del 2004 con la società Caole Investimenti SRL per l'attuazione di un intervento in zona C239. In data 24 novembre 2010 è stata sottoscritta tra le parti, avanti il notaio della Porta, la convenzione in esecuzione di detta delibera. I termini di attuazione di detto intervento sono stati più volte prorogati da questo Consiglio Comunale con le deliberazioni numero 43 del 22 dicembre 2007, numero 93 del 23 dicembre 2008 e numero 4 del 31 gennaio 2013. Detto accordo procedimentale è stato qualificato da questo Consiglio Comunale come un intervento di rilevante interesse pubblico, in quanto prevede come beneficio per la comunità di Caorle
la realizzazione di una rilevante quota di edilizia residenziale convenzionata. È prevista infatti la realizzazione di circa 30.000 metri cubi di abitazioni per i nostri cittadini, per i nostri giovani, per le nostre famiglie, ad un prezzo convenzionato. Il tutto in rispondenza dell'altra previsione programmatica contenuta nell'allegato A alla mozione in discussione, che impegna il Sindaco e la Giunta Comunale all'attuazione di misure politiche per favorire la residenzialità dei giovani, delle giovani coppie e più in generale delle famiglie. Non solo. In esecuzione di detto accordo procedimentale è prevista la realizzazione di un centro termale a tariffa agevolata per i residenti del comune di Caorle ed annessa sala conferenze. Previsione sia opportuna che necessaria al fine di valorizzare ulteriormente l'offerta turistica della nostra città, che al turismo tradizionale, quello legato al sole, alla spiaggia e al mare, al turismo ambientale, quello legato alle inestimabili risorse ambientali che abbiamo, al turismo storico-culturale legato al grande patrimonio che insiste sul nostro territorio, aggiunge così un nuovo segmento turistico basato sulla termalità. Non dimentichiamolo, un'offerta turistica questa capace di prolungare le offerte di Caorle ben oltre i soli mesi estivi per tutti i 12 mesi. In disparte tuttavia le motivazioni, in forza delle quali il Consiglio Comunale nei precedenti anni della mia amministrazione ha ritenuto l'intervento di rilevante interesse pubblico. Oggi è un dato di fatto ed è un dato di diritto che detto accordo procedimentale è parte integrante dello strumento di pianificazione. Dapprima perché è stato recepito nel testo del PAT nel 2010 in sede di adozione, da ultimo perché è stato recepito nel testo del PAT nel 2013 in sede di approvazione. E non poteva essere diversamente, in quanto già l'articolo 3 della Convenzione del 2010 obbligava il Comune di Caorle a recepire tutto il contenuto dell'accordo procedimentale, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello giuridico, sotto pena di risarcimento del danno. Ed infatti, prima la deliberazione di Consiglio Comunale numero 43 del 22 dicembre 2007, al punto numero 2 del deliberato, ha sancito che le previsioni urbanistiche dell'accordo, una volta recepite dal PAT, diventino ad ogni effetto esecutive ed efficaci. Successivamente la deliberazione di Consiglio Comunale numero 93 del 23 dicembre 2008 ha integrato la Convenzione del 2010 con l'inserimento dell'articolo 3 bis che ha espressamente recepito questo contenuto. Ma vi è di più. Con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 93 del 23 dicembre 2008 il Comune di Caorle ha approvato una integrazione alla proposta di accordo che ha inciso anche sulla componente tipicamente urbanistica ed edilizia, in quanto nel nuovo accordo procedimentale siglato nel 2008 dal Comune di Caorle con il privato è stata già inserita anche la normativa tecnica di attuazione che solitamente è propria di un piano attuativo. Di fatto e di diritto dunque oggi, con queste delibere di Consiglio e con i 3 atti sottoscritti al notaio del Comune di Caorle con il privato, sentiti anche gli uffici comunali sul punto, non vi sono dubbi che sono stati già creati dei diritti e non delle mere aspettative, con la conseguenza che il piano degli interventi che ne darà attuazione dovrà sicuramente recepire detti contenuti e dovrà limitarsi a normare solamente le opere di urbanizzazione. Da un lato quindi è inutile che la previsione di revisione di detto intervento rimanga indicata nell'allegato A alla mozione, dall'altro lato è inopportuno che rimanga, considerato che trattandosi di diritti acquisiti, l'eventuale approvazione della mozione con tale previsione diventerebbe un atto consiliare lesivo dei diritti acquisiti in forza di accordi sottoscritti al Comune di Caorle.